Grazie Nicole, prendiamo la linea per la diretta per il campo quando mancano 20 secondi al via di questa prima prova del campionato europeo Gruppo Orogel. È l'edizione del 2022, l'88esima edizione ed è l'edizione del centenario dell'ippodromo del Savio di Cesena. Equilibrata come non mai questa prima prova e si va ora in partenza. 1 Usain Toll, Carmine Piscoglio, 2 Viscarda Jet, Crescenzo Maione, 3 Vitruvio, Andrea Guzzinati, 4 Vernissage Griff, Alessandro Gocciadoro, 5 Zaccongiò, Roberto Vecchione, 6 General Bianco, Massimiliano Castaldo, in seconda fila 7 Night Brodde, Conrad Lugauer, 8 Global Trasworti Antonio Di Nardo, 9 Cockstyle, VP dell'Annunziata, 10 Diamanten, Giampaolo Minnucci, 11 Demos Racing Federico Esposito, 12 Chief Orlando Edoardo Loccisano. Si parte con Zaccongiò che cerca di scavalcare Usain Toll, il quale mantiene mezza figura avanti all'avversario. Usain Toll che rientra a Zaccongiò e si installa al comando. Vitruvio che serra sotto secondo in corda avanti a Vernissage Griff, che taglia fuori Zaccongiò, il quale rimane allo scoperto. Retrocede anche General Bianco. 200 metri in 14,3. Carmine Piscoglio ha preso la partenza della vita con Usain Toll, è rimasto al comando. Vitruvio è in seconda posizione, Vernissage Griff in terza avanti a Viscarda Jet, mentre Zaccongiò deve suo malgrado soffrire allo scoperto. 29,5 per i primi 400 metri di corsa, muove Vernissage Griff in anticipo su Zaccongiò, si porta allo scoperto. Usain Toll ha potuto fare 300 metri tranquilli, non di più, perché ora Vernissage arriva a destra con piglio deciso, i 600 in 45,3, comunque tranquilli vista la qualità dei soggetti in pista. Davanti alle tribune Usain Toll si mantiene in vantaggio, Vernissage Griff al suo esterno lo accompagna, Zaccongiò in pariglia mentre Vitruvio è lì allo steccato avanti a Viscarda Jet. La terza pariglia a largo è andata a fare Cockstyle in anticipo su Global Trasworti, mentre quarto allo steccato Diamanten che precede Demos Racing. La metà gara con una frazione in 31 e il chilometro che se ne va in 1:13,9, di tutto comodo per Usain Toll. Vernissage che all'esterno si mantiene lì ma poi sbaglia e allora Usain Toll che continua al comando. Si è ripreso al volo Vernissage Griff, che però mi sembra essere finito tra gli strali della giuria. Cala Vitruvio, viene in mezzo alla pista Cockstyle in anticipo su Global Trasworti. Usain Toll è in vantaggio nei confronti di Cockstyle, i due di scuderia, 200 dalla conclusione, con Usain Toll che prende margine. 14,4 per la piegata conclusiva, Cockstyle nella sua scia. In mezzo alla pista c'è Global Trasworti, ma Usain Toll porta a casa la prima prova nei confronti di Cockstyle per l'Amplain di Santese. Al terzo posto Global Trasworti, 1,56,1, 1,12,2 per Usain Toll, Carmine Piscoglio, Mattia Orlando e la scuderia Santese. Percorso di testa impeccabile per Carmine Piscoglio ed Usain Toll. Secondo è Cockstyle, al terzo posto a sorpresa Global Trasworti, ma la vittoria è tutta per Usain Toll e Carmine Piscoglio, che mettono in saccoccia quantomeno la possibilità di andare alla bella di mezzanotte.